Sui muri del quartiere Pertini, delle case del quartiere Pertini, in questi giorni sono apparsi dei messaggi che hanno un po' allertato, allarmato i cittadini. Chi garoba il salame? Allora ci siamo chiesti a che cosa si riferisse questo messaggio sicuramente misterioso e siamo arrivati nella sala teatro della parrocchia del quartiere Pertini e abbiamo trovato il fantasmagorico, esuberante presidente del comitato di cittadini, Rocelli, che è su un palco. E allora questo significa, Rocelli, che Chi Garoba il Salam è il titolo di una pièce teatrale che ha scritto interamente lei, è vero? Sì, è vero, mi sono cimentato anche in questa fatica, però credo che i miei concittadini apprezzeranno moltissimo. D'altronde il salame che è sparito, tutti lo stanno cercando, e il giorno 14 qui su questo palco verrà svelato chi è stato il ladro. Lei ha mobilitato i residenti che si sono prestati a diventare, a indossare i panni dell'attore per recitare assieme a lei. Sì, abbiamo creato per l'occasione una compagnia teatrale di residenti. Logicamente chiediamo di essere indulgenti con noi e questi nostri residenti si sono offerti, come dire, da interpretare le varie parti. Sarà un successo. Non ne chiediamo naturalmente di svelarci chi poi ha rubato veramente il salame, quindi che cosa si cela dietro a questo interrogativo, perché l'importante è venire a teatro domenica. Vuole ricordare l'appuntamento? Ecco, l'appuntamento è per domenica 14 alle ore 17 presso questo teatro. Vi aspetto numerosi.